Eccoci qui, un commento a caldo di questa partita. Una partita dominata e meritata dal Sandrigo, che aveva una grande voglia. Noi abbiamo sbagliato tutto, sapevo che avevamo qualche problema sia di testa che fisici e l'abbiamo dimostrato, non abbiamo avuto l'umiltà di giocare di squadra, ma singolarmente abbiamo pagato le conseguenze. Questo vuol dire che non siamo pronti per fare quel salto che volevamo fare. Un inizio di campionato che è esattamente l'opposto di quello che mi ha appena raccontato, nel senso una delle ottime prestazioni da parte della formazione dello Scandiano. In queste ultime due partite un calo di tono, probabilmente anche mentale, no? Come dice, bisognerà lavorare tanto. Quali sono, diciamo, le sfide prossime che vi aspettano o come pensate di ricaricare i ragazzi? Ma le sfide sono tutte, io sempre detto che sono tutte sfide. Dispiace perché obiettivamente io credevo molto in questi ragazzi, avevo cercato di dargli una mentalità, probabilmente mi sono sbagliato e è una mia responsabilità, però quando arrivi in cima devi essere bravo da rimanerci e purtroppo questo noi non si è fatto, probabilmente il peso era troppo grosso. Basta che ripartono, la società è una società seria, sana, quindi ha le possibilità per fare programmi futuri. La ringrazio tantissimo e in bocca al lupo per il futuro, arrivederci.